La spinta è una spinta collettiva, il gruppo che usciva dall'amministrazione in corso e si chiedeva, ecco, di mantenere una continuità, soprattutto nei risultati ottenuti, e riproporre altrettanti risultati positivi anche nel prossimo mandato. Ci spinge l'idea di portare maggiore qualità nel nostro Paese attraverso servizi, attraverso un raggiungimento di obiettivi che i nostri cittadini ci chiedono e noi in questi anni abbiamo dimostrato di ottenere e portare a casa attraverso soprattutto l'intercettazione di tanti contributi, al punto tale da poter ambire al miglior risultato in zona, che è quello di non avere nessun debito, nessun interesse da pagare in questa fase. Ecco, penso che siamo uno dei pochi comuni che senza vendere quote delle partecipate ha raggiunto questo obiettivo e dà l'opportunità alla prossima amministrazione di impegnarsi in più progetti che se saranno cofinanziati, ecco, li preferiremo, idee ce ne sono tante. Qualche punto principale del suo programma? Ah sì, adesso porteremo a compimento la CER, una variante del piano di interventi, la tangenziale al sud sicuramente, ma altri servizi in paese, soprattutto nel mondo della scuola. Abbiamo tutto il settore della scuola che vorremmo poter potenziare, come qui che siamo in questa sede di una scuola paritaria. Fanno lezione a distanza, come si può vedere alle mie spalle, informatizzare, favorire l'insieme di laboratori che fanno crescere i nostri giovani per essere più europei, più rispondenti a quelle che sono le esigenze di questi anni.